Oggi una conferenza stampa qui presso la sede della centrale Enel di Porto Empedocle, questo anche a testimonianza di una centrale che vuole essere punto di riferimento per la città di Porto Empedocle. Una conferenza stampa per annunciare che finalmente dopo la pausa del Covid riprendono gli spettacoli estivi, grazie anche a una forma di collaborazione proprio con l'Enel. Sindaco, allora se ci vuole anticipare qualche iniziativa. Sì, stanno avendo avuto la possibilità di non avere vincoli particolari dal punto di vista della sicurezza Covid, abbiamo ritenuto opportuno, anche in collaborazione con l'Enel, di stilare un programma che preveda delle manifestazioni per l'estate empedoclina che consenta alla gente di ritornare in piazza, di aggregarsi e di fare in modo di cercare di dimenticare i 2 anni passati. Si tratta di una cartellonistica che vede quest'anno rispetto agli anni passati un impegno da parte dell'amministrazione, soprattutto all'interno della cultura. Infatti abbiamo deciso di riprendere quello che era una volta il premio Vigata, cioè una serie di manifestazioni teatrali che a suo tempo avevano portato nel nostro territorio un afflusso di persone dagli altri comuni che vengono in Porto Empedocle si avrebbe di cultura e non soltanto di balletti. Oltre a questo è chiaro che vi sono delle manifestazioni che riguardano il jazz, che riguardano il cabaret, che riguardano la festa della Madonna e anche San Calogero. Tutta la cartellonistica che ci vedrà impegnati da qui, già a partire dal giorno 7 di luglio e fino alla fine della metà di settembre, tutte le manifestazioni che finalmente riporteranno in piazza la gente, perché oggi la gente ha bisogno di dimenticare quello che è stato in passato. Noi abbiamo lavorato su quello che è questa cartellonistica, riteniamo di aver fatto un buon lavoro, tutto si può sempre migliorare, però ad oggi riteniamo che queste siano le migliori proposte che potevamo portare. Quindi grazie a noi, grazie all'Enel che ci è stata vicina in questo momento e speriamo che quest'estate passi in modo allegro per tutti ed in sicurezza. Assessore Picone, ecco, finalmente dopo 2 anni di pandemia, grazie anche a questa collaborazione con l'Enel che vuole aprire la propria centrale alla città, si avvia un programma per le manifestazioni estive. Ecco, se lei che effettivamente ha collaborato un po' e ha dovuto fare anche un lavoro particolare, perché le richieste, come ha detto in conferenza stampa, sono state tantissime, però ovviamente si deve dare una priorità. Ecco, qualche anticipazione in merito, cosa potranno vedere gli empedoclini, ma non solo, ma anche chi viene dall'entroterra a godersi il mare di Porto Empedocle e le bellezze empedocline? Sì, abbiamo fortemente voluto organizzare questa estate empedoclina proprio per allietare la permanenza dei turisti, ma anche i cittadini che dopo 2 anni di pandemia sono stati fermi e adesso aspettano con grande vigore una stagione balneare che gli possa consentire di svagarsi come è giusto che sia. Noi abbiamo organizzato un programma che prevede una serie di spettacoli, una serie di rappresentazioni teatrali, 7 serate di musica italiana. Diciamo che è un programma abbastanza nutrito nell'economia delle somme a noi a disposizione. Abbiamo voluto oggi fare questa conferenza stampa qui nei locali dell'Enel proprio per testimoniare la nostra gratitudine all'Enel che ci ha supportato in una situazione economica-finanziaria del Comune difficile, perché come tutti ben sapete il Comune è in dissesto finanziario. Grazie a Enel e grazie a qualche altro sponsor stiamo vedendo di organizzare questa graziosa, bella a nostro parere, manifestazione che possa arrivare nel massimo della sicurezza delle norme anti-Covid e una stagione estiva diciamo che possa essere confortevole.